operazione antidroga della Guardia di Finanza di Venezia. A Marghera, la base di un traffico internazionale, 10 arresti e 22 provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere. Arrestato dai carabinieri di Mira un 18enne, già attivo nella baby gang che seminava il panico a Venezia e Mestre, beccato in flagranza mentre si faceva consegnare soldi da un 17enne. Sgominata banda specializzata in furti nelle auto, 7 arrestati tutti kosovari, agivano nelle aree di servizio della A4 anche del veneziano derubando ignari automobilisti. Dibattito e polemica a Venezia sull'avanzamento dei lavori del Mose e sullo stato di alcune parti dell'opera. Il deputato Pellicani: è da un anno che chiediamo chiarezza. Non si ferma la solidarietà posta Acqua Alta verso Venezia. Un contributo straordinario di 100.000 euro è stato stanziato dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo per i dipendenti del settore. Ancora confusione sui moduli di richiesta rimborsi per i danni subiti con l'Acqua Alta. L'assessore Boraso va a Pellestrina per chiarire i dubbi. Ecco cosa bisogna fare. Rinviato a causa dell'eccezionale acqua alta di novembre che ha bloccato la città, torna l'evento organizzato da Venezia.com Mea Culpa a 10 anni dal funerale di Venezia. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque partiamo dalla maxi operazione antidroga compiuta dalla Guardia di Finanza di Venezia. 10 le persone in carcere, la base era a Marghera. Abbiamo posto fine a un'organizzazione molto strutturata composta da cittadini albanesi, italiani e nordafricani che da oltre 2 anni gestivano lo spaccio di droga nel centro storico di Venezia e nella provincia. Numerosi sono stati i sequestri che abbiamo operato, sia di cocaina che di marijuana e di hashish nel corso delle operazioni. 10 arresti e 22 provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. È l'esito della maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Venezia, con perquisizioni nelle province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia e Bolzano. Abbiamo sequestrato circa 20 kg di sostanze stupefacenti, accertato una illecita immissione in consumo di altri 50 kg e oggi nel corso dell'esecuzione delle perquisizioni abbiamo sequestrato oltre un altro mezzo chilo di cocaina, valore molto ingente in corso di quantificazione. Oltre le 10 persone in carcere di origine albanese, il divieto di dimora nella provincia di Venezia per altri 17 e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 4 persone. I 2 capi albanesi risiedevano, uno a Marghera dove c'era la base logistica, l'altro a Spinea. Varie le modalità di distribuzione, così come la clientela. Dai professionisti, operatori, commercianti, cittadini comuni, in qualche caso anche dei giovani. Addirittura c'era anche una sorta di scambio merce. In un caso abbiamo accertato che un cliente forniva in cambio della sostanza stupefacente la possibilità di poter utilizzare gratuitamente un appartamento a una sua disponibilità. Negli altri casi abbiamo accertato che le modalità di consegna della droga venivano in maniera anche molto veloce e speditiva, come ad esempio all'arrivo di vaporetti o in centro storico, presso il luogo di lavoro e così via. Tutto è partito nel 2016. Abbiamo sviluppato dei sequestri non rilevantissimi di sostanza stupefacente, abbiamo messo assieme alcuni elementi, le caratteristiche delle modalità di rifornimento, i soggetti che spacciavano, abbiamo svolto intercettazione telefonica, abbiamo riscontrato che era tutto gestito da un'unica regia di soggetti che si approvvigionavano della droga dall'Olanda. In totale sono state denunciate 45 persone e sequestrato denaro contante per oltre 117.000 euro. Arrestato invece un 18enne, componente, lo ricorderete, della baby gang che nei mesi scorsi ha seminato il terrore tra Venezia e la terraferma. Aveva estorto del denaro a un 17enne minacciandolo e picchiandolo. L'episodio è successo a Mira. Un 18enne, noto alle forze dell'ordine perché componente attivo della baby gang che nei mesi scorsi ha seminato il panico a Venezia e Mestre, è stato bloccato in flagranza e arrestato dai carabinieri di Mira mentre si faceva consegnare soldi da un 17enne. Il ricatto durava da settimane con estorsioni di denaro a più riprese, minacce e botte. Tutto sarebbe iniziato per un debito che il 17enne aveva contratto col 18enne, nato a Cuba ma residente a Mira da tempo, dopo aver acquistato da lui della marijuana.
Ad un certo punto l'estorsore aveva anche preso il portafogli e le chiavi di casa, chiedendo soldi in cambio della restituzione, e in quell'occasione l'aveva pestato procurandogli ferite con 5 giorni di prognosi. Alla fine la vittima ha deciso di recarsi dai carabinieri, che hanno teso una trappola al 18enne cogliendolo in flagranza. Ne è seguita una perquisizione in casa dove c'era arresto. È stato portato in carcere con l'accusa di estorsione, rapina, lesioni personali dolose e possesso ai fini di spaccio di stupefacente. Secondo gli investigatori però potrebbero esserci altre vittime. In passato il 18enne è stato segnalato anche come spacciatore nella zona di Castelfranco, oltre che responsabile del lancio di sassi dai cavalcavia e furti vari insieme ad altri. Sgominata la banda dei furti nelle auto, 7 gli arrestati, tutti kosovari, agivano nelle aree di servizio della A4 derubando ignari automobilisti. Eccoli in azione, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Uno dei malviventi distrae il conducente indicando qualcosa di lontano. Il complice, intanto acquattato dietro l'auto, apre lo sportello e ruba. Agivano sempre di notte dalle 22 alle 5 del mattino e colpivano nelle aree di servizio autostradali rubando nelle auto in sosta. È una banda di kosovari quella sgominata dalla polizia stradale di Udine, banda che colpiva nelle aree di servizio della A4 dal confine con la Slovenia fino a Verona, Cervignano, Portogruaro, Cessalto, ma a volte i banditi si spingevano fin oltre Modena per poi tornare indietro e tornare a colpire nelle aree di servizio sulla carreggiata opposta dell'autostrada. Le tecniche utilizzate sono quelle della distrazione degli automobilisti con scuse varie o fingendo di chiedere informazioni stradali, oppure, eccoli in azione, quella della foratura dello pneumatico per poi derubare gli automobilisti mentre cambiano la gomma. Le vittime venivano scelte sempre con cura. Prevalentemente turisti stranieri in transito, a seguito normalmente hanno contanti, oggetti a volte di valore, non sporgono denuncia sul territorio italiano e quindi garantiscono una sorta di impunità ai ladri. Molti i colpi riusciti, ma alla fine la banda è stata sgominata. Ecco, mentre uno dei ladri viene bloccato dagli agenti in borghese che stavano indagando. 7 complessivamente gli arrestati, 4 in flagranza, 3 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. L'ultimo dei banditi è ancora ricercato. La diffusione delle immagini per mettere in guardia gli automobilisti in vista delle prossime festività natalizie. Mostrare agli utenti qual è l'astuzia, qual è il modus operandi per permettere loro in prossimità delle prossime vacanze natalizie di poter essere più cauti e attenti quando naturalmente si fermano per rifolcellarsi per un ristoro all'interno delle aree di servizio. Cambiamo tema. A che punto sono i lavori del Mose e in che stato si trovano alcune parti dell'opera che dovrebbe difendere Venezia dalle acque alte? La questione torna ad accendere il dibattito politico e anche le polemiche dopo un servizio delle Iene che mostra paratie che appaiono danneggiate e fa sorgere dubbi sull'andamento dei lavori. Quelli sul Mose sono interrogativi che sembrano ancora in attesa di risposte, o perlomeno di risposte soddisfacenti per chi certe domande le pone. Non solo la domanda principe sull'effettiva efficacia di un'opera costata miliardi di euro, sulla quale però non tutti sono pronti a scommettere, ma anche su altre questioni. Le immagini subacquee diffuse dalla trasmissione Le Iene, girate alla bocca di porto di Punta Sabbioni, ad esempio, mostrano paratie che sembrano parzialmente coperte di sabbia e detriti, una addirittura piegata come fosse danneggiata, uno stato che, secondo la segnalazione arrivata al programma, ne impedirebbe il sollevamento. Il filmato non è passato inosservato, tanto che il provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto sarebbe intenzionato a chiedere chiarezza al Consorzio Venezia Nuova. E ancora, quanto è stato realizzato finora del Mose? Dal programma emergerebbe che il dato del 93% finora inteso come avanzamento dei lavori potrebbe invece riferirsi ai soldi spesi rispetto alla cifra prevista. Da tempo il deputato veneziano Nicola Pellicani cerca di fare chiarezza. Abbiamo fatto commissioni, anche missioni a Venezia, abbiamo audito l'ex provveditore e i commissari del consorzio, però vedo che ancora non c'è chiarezza su questo. Ma come mai è così difficile fare chiarezza su un'opera che comunque è un'opera pubblica dello Stato? Me lo chiedo anch'io e soprattutto come sia possibile che nonostante sia mosso il Parlamento su questo tema ancora non ci sia abbastanza chiarezza e informazioni soprattutto
sull'andamento dei lavori e sul reale stato di attuazione dei cantieri. Ancora iniziative di solidarietà per i danni causati dall'acqua alta a Venezia, questa volta diretta specificatamente ai dipendenti delle aziende turistiche. Le istituzioni pubbliche hanno sicuramente maggiori responsabilità e anche disponibilità per intervenire, ma noi riteniamo che le nostre risorse possano dare un contributo in aiuto ai lavoratori e alle imprese che hanno subito dei danni da questo evento. Non si ferma la solidarietà postacqua alta verso Venezia. Un contributo straordinario di 100.000 euro è stato stanziato dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo per i dipendenti del settore impiegati in aziende della città e delle sue isole colpite dall'eccezionale maltempo del 12 novembre. Un'iniziativa concordata con i sindacati di categoria. I lavoratori, se non sono stati a casa, perché alcuni di loro purtroppo sono stati costretti a rimanere a casa perché non era agibile il loro luogo di lavoro, altri invece sono rimasti a lavorare e hanno veramente lavorato tanto per riuscire a ripulire i punti vendita, anche gli alberghi dove c'erano evidentemente, insomma sappiamo bene che quando l'acqua alta viene su non viene su solamente l'acqua dalla laguna. Il contributo previsto è di 70 euro lordi a giornata, rapportati all'orario contrattuale e per un massimo di 3 giornate. Ma i danni alle imprese veneziane che vivono di turismo non si sono fermati a quelli da centinaia di milioni di euro provocati dall'acqua. La città assiste infatti ad una pioggia di disdette delle prenotazioni che per qualcuno rappresentano un danno persino maggiore rispetto a quello di un mese fa. Noi dovremmo saper dare dei messaggi che siano da un lato in grado di fotografare certamente il problema, ma nello stesso tempo di raccontare che le imprese e i lavoratori a Venezia sono riusciti a garantire l'attività e il servizio persino in quelle giornate e che la loro capacità è tale per cui Venezia è già, non da oggi, ma dall'altro ieri, una città vivibile esattamente allo stesso livello di prima. Sono davvero migliaia le persone che a Venezia sono impiegate da dipendenti del turismo con situazioni anche profondamente diverse. È un settore, quello del turismo, che si è sviluppato in maniera un po' troppo disordinata negli ultimi anni, che andrebbe regolamentato. Beh, d'altronde siamo nel 2019 e una città come Venezia, dove come presenze è la terza al mondo più visitata, succede anche questo. I danni subiti per l'acqua alta, anche da chi lavora nel turismo da dipendente, sollevano nuovamente la questione su un settore che impiega migliaia di persone ed è una realtà che appare quasi spaccata a metà. Da una parte una minoranza di qualifiche ad alto livello di professionalità, dal maître allo chef, composta prevalentemente da italiani, dall'altra una folla di donne di servizio, lavapiatti, facchini, manutentori, soprattutto di origine straniera. Molte di queste attività ormai sono terziarizzate, cioè non vengono gestite direttamente dalle attività turistiche, ma sono affidate a cooperative o comunque a società terze, per cui poi c'è l'applicazione di contratti diversi, alcuni che non hanno niente a che fare con il contratto del turismo, per esempio applicano il contratto del multiservizi piuttosto che quello della logistica, che non c'entrano niente col contratto del turismo. È qui che secondo i sindacati in un settore estremamente variegato possono manifestarsi qua e là situazioni nuove. La zona grigia di tutte quelle attività che sono sul mercato e che però non fanno mercato perché aprono contratti quando li applicano pirati, oppure addirittura parliamo di grigio-nero, nel senso che non hanno dei contratti ma vengono retribuiti secondo accordi presi individualmente, che poi però a noi emergono quando queste persone arrivano nei nostri uffici vertenze. È diffuso come fenomeno? L'aumento delle attività su Venezia, soprattutto di quelle alberghiere, ha provocato anche queste situazioni. Gli anni a venire del comparto dovranno comunque confrontarsi con un mercato che si è dimostrato molto più volubile del previsto, come testimonia la pioggia di disdetti arrivata dopo l'acqua alta. Il futuro del comparto parte dalla ristrutturazione per quanto riguarda le grandi opere per Venezia, quindi attendiamo che sia terminata finalmente il Mose e che dia un po' di respiro a questa situazione che ha creato numerosi problemi. Ci fermiamo ora per qualche istante, ma ripartiremo proprio dalle modalità di richiesta dei rimborsi per i danni subiti dall'acqua alta. Ben ritrovati di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Per chi non avesse
Ancora compreso come presentare i moduli di richiesta rimborsi per i danni subiti con l'acqua alta. Dal Comune di Venezia arriva una spiegazione semplificata soprattutto per quanto riguarda lo sportello di Pellestrina. Tutti coloro che hanno ricevuto danni recarsi ai nostri uffici di Pellestrina entro e non oltre il 20 dicembre per presentare la domanda di risarcimento. Per prenotarsi all'appuntamento 041 041 basta chiamare e fissate subito entro questa settimana l'appuntamento. Cosa vi viene, cosa dovete fare? Carta d'identità, codice fiscale, i dati catastali del vostro immobile danneggiato. Compilate solo semplicemente il quadro C indicando le cose che avete avuto in danno con il valore 1.000 euro impianto elettrico, 2.000 euro strutturale, le cose che vi interessano fino ai 5.000 quadro C, che sono i SCHEI sicuri che sapete. Basta solo compilare, non servono fatture, non servono scontrini, solo compilare. Poi avete il quadro E. Chi ha avuto tanti danni che superano i 5.000, ai muri, il soggiorno distrutto, la cucina distrutta, può compilare la parte lì mettendo le cifre, non serve aver speso nessun soldo. Entro il 28/2 ricordatevi poi di portare la perizia del vostro perito. Trovatevi un perito che volete voi, un ingegnere architetto, che vi dice sì, questi sono i danni che superano i 5.000. Queste dunque le istruzioni. Adesso parliamo di Olimpiadi invernali del 2026, il monito del governatore Zaia al governo, fatta la fondazione, il governo deve darci con urgenza la legge olimpica. Noi siamo preoccupati perché il governo aveva annunciato comunque la chiusura di questa partita per fine anno, tutt'oggi non c'è alba, non ci sono risposte. Più che un appello è un monito perché il tassello finale è proprio quello, la sospirata legge olimpica. Già scoglio nel governo giallo-verde, si litigò a lungo anche in casa Lega per questo quando Massimo Giorgetti era sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Ora si chiede di far presto all'esecutivo giallo-rosso che ha promesso di chiudere tutto entro il 2019, ma a fine 2019 ci siamo quasi. Per noi la legge olimpica è il portolano, è la legge sulla quale si baseranno tutte le azioni da qui ai prossimi 6 anni. Le parole di Zaia a margine del seminario del CIO sui Giochi invernali Cortina Milano 2026, il giorno dopo la nascita ufficiale della fondazione che gestirà la governance dell'evento. Il pressing di Zaia si fa sentire se poche ore dopo il ministro dello sport Vincenzo Spadafora fa diramare una nota. Vorrei rassicurare i rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente Malagò e la sua fondazione per le Olimpiadi 2026 sul fatto che il governo sta lavorando alla legge olimpica che sarà un esempio di trasparenza, divisione dei ruoli e rispetto delle competenze e che presto sarà avviato l'iter di approvazione. Resta da capire esattamente quando, mentre la macchina in Veneto è in moto. L'ultima parola la mette il super manager olimpico Vincenzo Novari e la sua prima uscita pubblica. Mantenere unita la squadra degli stakeholder sarà la vera sfida delle Olimpiadi, dice. Tenere insieme la squadra sarà il punto più delicato, ci sono sensibilità diverse. Nei prossimi 6 anni il paese cambierà molto nei suoi aspetti. Rinviato a causa dell'eccezionale marea che ha bloccato la città, torna l'evento promosso da Venezia.com Mea Culpa. Sono trascorsi 10 anni da quel 14 novembre del 2009. 10 anni durante i quali per Venezia molte cose sono cambiate, molte altre no. Vi aspetto assieme a tutti i componenti di Venezia.com giovedì 12 dicembre alle ore 17:30 in sala San Leonardo a Cannareggio, Venezia. Torna a distanza di un mese l'evento organizzato dai membri di Venezia.com, rimandato a causa dell'acqua alta che ha colpito la città a metà novembre. Mi è dispiaciuto annullarlo, però dopo 2 giorni la tragedia abbiamo dovuto, più che altro per questioni logistiche, perché eravamo impegnati in aiuti vari e non potevamo di certo fare l'evento. L'avevamo già programmato prima di tutto quello che è successo, stiamo parlando del referendum, e quindi i problemi rimangono e sono sempre gli stessi prima e dopo il referendum, e quindi noi ragioneremo su problemi che sono
i soliti, insomma. L'invito è quello a rimboccarsi le maniche. Inviteremo tutti a darsi da fare ancora di più per risolvere tutti i problemi che abbiamo. Noi trattiamo i problemi di Venezia, ma sappiamo che anche Mestre li ha. Durante l'evento non mancheranno le sorprese tipiche dell'associazione, con una raccolta firme speciale. Vi ricordiamo che è tornata la nostra rubrica Il vostro presepe, potete vedere in sovraimpressione i numeri e l'email a cui potete inviarci le immagini della vostra natività. Se non potete riprendere o inviarci delle foto o dei video, contattateci e verremo da voi. Alcune informazioni per chi ci manda i video del proprio presepe: se usate uno smartphone effettuate le riprese tenendo il telefono in orizzontale, se inviate la segnalazione via mail fornite una breve descrizione del presepe, inserite i vostri dati, indirizzo e numero di telefono al quale contattarvi. Questa sera, subito dopo i nostri telegiornali, torna naturalmente 20:10, ospite in studio sarà Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori. È tutto, io vi ringrazio per averci seguito, il TG torna domani, intanto vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ancora una giornata con tempo stabile e anche con sole prevalente. Vediamo dunque il dettaglio di mercoledì 11 dicembre. Sul Veneto venti di tramontana, ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. In serata più nubi e durante la notte non si esclude anche qualche pioggia a carattere sparso. Temperature minime in ulteriore calo tra -6 e 2 gradi, massime comprese invece tra 4 e 9 gradi. Situazione sostanzialmente identica anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole dappertutto, anche in questo caso in nottata però sarà possibile qualche pioggia. Temperature minime tra -2 e 5 gradi, massime oscillanti invece tra i 7 e i 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole al mattino, al pomeriggio cielo più nuvoloso e in nottata anche qui occasionali piogge. Temperature minime sotto zero, massime sui 5 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.